Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati nel nostro consueto spazio di approfondimento in collaborazione con lo SPCGL del Veneto. Come ogni anno, anzi come più volte all'anno, dedichiamo dello spazio per parlare della violenza nei confronti delle donne, in occasione in particolare del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in cui lo SPI è sempre molto attivo, molto partecipe, con diverse iniziative di sensibilizzazione, ma non solo, di azione, cioè fare cose concrete. Non soltanto lo SPCGL, ma tutto il sindacato si muove in questo versante, così noi quest'oggi abbiamo il piacere di avere qui in studio Giosuè Mattei, segretario generale della FLAI CGIL Veneto. Ben arrivato qui con noi, che è il sindacato di categoria della CGIL che organizza i lavoratori agricoli, i lavoratori dell'industria e della trasformazione alimentare. E non è un caso qui la sua presenza, adesso lo spiegheremo ai nostri telespettatori. Sempre con noi presente, questa volta invece ci segue da remoto, ben ritornata Rosanna Bettella, eccola qui della segreteria generale, ma anche rappresenta le donne, in questo caso con diverse iniziative. Ben arrivata Rosanna. Salve, buongiorno a tutte e a tutti. Benissimo, e con Rosanna Bettella parleremo invece delle tante iniziative che sono previste, che sono calendarizzate, che si svolgeranno nel territorio, ma che soprattutto sono degli spunti di riflessione, perché al di là delle iniziative in sé per sé, dietro c'è una considerazione e la valutazione di un aspetto in particolare che su cui soffermare le nostre considerazioni, per cercare prima o poi di fare un passo avanti, insomma, segretario. È una situazione pazzesca, in questi giorni poi abbiamo una recrudescenza di fenomeni di violenza e di omicidi di fatto, con tentativi poi di suicidio da parte dell'autore, che vabbè lascia il tempo che trova, però di fatto di atti violenti notevoli. Durante il periodo di pandemia, quindi di chiusura nelle abitazioni, c'è stata una recrudescenza, minori denunce, perché le donne avevano meno possibilità di uscire di casa, però poi sono venuti fuori i risultati di queste situazioni qui. Voi in modo particolare vi sentite in primo piano investiti di questo ruolo di dire la vostra, perché? Perché intanto un 30% delle donne uccise nel nostro paese, uccise dentro alla categoria del femminicidio, perché magari anche questo è bene puntualizzarlo, ma comunque il 30% sono donne anziane. E comunque noi siamo contro ogni violenza sulle donne, ogni violenza di genere, e dobbiamo sapere che ogni 15 minuti nel nostro paese, ogni 15 minuti, una donna subisce violenza. Questo è un dato assolutamente preoccupante. Questi sono dati della Polizia di Stato, non sono dati che ci inventiamo noi per fare propaganda. Ogni giorno quindi le vittime di massima sono 88, vittime di violenza, non di femminicidio. Poi i dati sul femminicidio, per femminicidio noi intendiamo praticamente quando l'omicidio sulla donna avviene, viene esercitata perché in nome di una sovrastruttura, diciamo noi, ideologica, di matrice patriarcale, ha lo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico fino alla schiavitù o alla morte. Bel quadretto, no? Bel quadro. E quindi rispetto a questo noi che da sempre abbiamo dentro la nostra categoria un coordinamento donne, di questa tematica, di questo dramma assolutamente ci facciamo paladine. Anche se sempre di più ci rendiamo conto, ed è lo slogan poi che abbiamo messo nei nostri volantini quest'anno, che la violenza sulle donne è un problema degli uomini. Quindi siamo anche, come dire, vorremmo veramente che su questo dramma si esprimessero
gli uomini non in maniera episodica, una volta all'anno, perché comunque ci si lava la coscienza, ma assumendo la responsabilità anche di parlarne nelle scuole, di affrontare il tema soprattutto con le generazioni più giovani, di affrontare insomma insieme coralmente il tema per capire perché ancora siamo un paese così arretrato, perché noi siamo un paese arretrato in questo problema. Addirittura, sempre dai dati della Polizia di Stato, il 40% della popolazione in generale, per dirvi il quadro, pensa che una donna possa sottrarsi a un rapporto sessuale se non lo vuole. E questo è un pregiudizio così forte e così radicato che veramente fa sì che quando succede un femminicidio o un atto grave di violenza o violenza che vengono anche riportate sui giornali, c'è sempre qualcuno che insinua: ma che cosa ha combinato quella donna? Che cosa ha provocato? No? Perché ha provocato quell'atto? Ancora una volta rendendo la vittima colpevole. E da questo stato di cose dobbiamo assolutamente uscirne. Si mette sempre in cattiva luce il comportamento della donna, quando invece dobbiamo dire che il tema è, lo ripeto, è quella degli uomini. Rossana Bettera, grazie. Adesso torniamo anche sugli eventi. Esatto, torniamo anche sugli eventi. Abbiamo un uomo qui che però rappresenta anche un sindacato che si è sentito coinvolto profondamente da un fatto che si è verificato, no? Cosa è successo? Beh, noi come FLAI CGIL, ma tutta la CGIL in generale, purtroppo un paio di mesi fa siamo stati coinvolti da un fatto tragico nella quale una nostra lavoratrice, una nostra iscritta, una nostra militante è stata, Rita Mnezze, è stata uccisa a Noventa Vicentina per mano del suo compagno, di suo marito, che le aveva giurato amore eterno e che invece si è macchiato di questo tragico delitto che ha sconvolto tutta la comunità di Noventa Vicentina e tutto il sindacato veneto e non solo. È stata un'esperienza che abbiamo vissuto, che ci ha segnato, che ci ha colpito e che ci ha fatto anche interrogare, perché pensiamo che il femminicidio, l'omicidio di una donna è solo il vertice di una piramide, sotto c'è tutto, fino ad arrivare alla base ci sono tutta una serie di episodi in generale che colpiscono le donne, che possono essere lo stalking, che può essere la violenza verbale, che può essere l'oltraggio proprio della donna, che spesso magari non vengono denunciate o quando vengono denunciate non vengono, come dire, presi in carico da parte delle autorità, come è successo anche per Rita, che aveva denunciato più volte degli atteggiamenti possessivi del suo compagno e che non vengono appunto presi in carico in maniera, come dire, precisa e puntuale da parte delle istituzioni, da parte delle autorità giudiziarie. Da questo punto di vista, questa era una vostra collega praticamente del sindacato. Esatto. Quindi voi in parte sapevate la situazione in cui viveva? Noi sapevamo perché Rita in quel caso si era confidato presso i nostri uffici con un nostro collega che l'aveva seguita in tutto l'iter da quando era arrivata in Italia, quindi per le pratiche di soggiorno e anche a dargli una sistemazione dal punto di vista lavorativa, dove lavorava in un'azienda sindacalizzata, e lei si era confidata con il nostro collega, che appunto l'aveva invitata a rivolgersi ai carabinieri del comune di Noventa Vicentina, dove lei si era recata. Questo lo dicono anche insomma la storia, gli atti giudiziari, e che però insomma non c'è stata la presa in carico immediata da parte di quella segnalazione che Rita aveva fatto. Questo
connota un problema enorme, anche se bisogna dire che molti passi in avanti sono stati fatti anche col codice rosso varato quasi un anno fa, però il codice rosso diciamo sulla fase repressiva va bene, però c'è tutta una fase preventiva, quindi di prevenzione rispetto ai femminicidi, che purtroppo deve essere ancora ben registrata, e qui c'è il ruolo dei centri antiviolenza, c'è il ruolo delle parti sociali, c'è il ruolo di tutta la società che deve farsi carico di questo problema, che non può essere un problema relegato solo alle donne, è un problema che soprattutto anche noi uomini dobbiamo farcene carico e dobbiamo anche ribellarci da questo punto di vista, perché banalmente chi commette questi atti sono gli uomini, e quindi io credo che noi come sindacato crediamo che la ribellione deve partire da noi uomini, alzare la voce rispetto a questi fenomeni e fare in modo di lavorare per una società che sia diversa rispetto a quella che ci è stata propinata, un contesto culturale che ci è stato propinato in tutti questi anni, perché veniamo da 30 anni di costume, di società basato anche sul culto, sulla mercificazione del ruolo della donna, e che quindi questo ha fatto in modo volontariamente o involontariamente di costruirsi una cultura che è di possesso rispetto alla donna, e che questo è totalmente inaccettabile, totalmente sbagliato, e che bisogna che parta da noi uomini in modo per poter cambiare nel senso positivo questa società. Poi ci sono enormi risvolti, enormi contesti che bisogna andare a sviscerare da questo punto di vista, perché all'interno della società un ruolo importante ce l'ha il lavoro, e anche qui diciamo che il contesto generale e sociale non è favorevole rispetto al ruolo della donna nella nostra società. Infatti ci sono differenze retributive importanti ancora, sì, noi stiamo chiedendo possibilità di carriera, sul mondo del lavoro noi stiamo chiedendo una legge per la parità salariale, come si è fatto nei paesi del nord Europa. C'è un problema che riguarda per esempio il part-time involontari, spesso e volentieri le donne sono le prime a essere costrette a ridursi l'orario di lavoro involontariamente, così c'è il problema rovescio, che magari donne che hanno bisogno di lavorare e hanno la possibilità di farlo a tempo pieno sono costrette a lavorare in part-time. C'è un problema che riguarda la maternità per esempio. Ecco, io interrompo un attimo perché dedichiamoci alcuni tempi anche su questo discorso della maternità, che è appunto trasversale tra le altre cose, che poi si riallaccia anche a tutte le problematiche della mancanza di natalità, perché quello diventa un altro problema che comunque è di non poco conto. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo con i nostri interlocutori.